Allora, riprendiamo un po' il discorso della legalità. È difficile da veicolare come messaggio. Voi che cosa avete notato concretamente operando sul territorio? Ma intanto noi verifichiamo che ci sono delle forti incongruenze per quanto riguarda la lotta alla criminalità. Una incongruenza è per esempio a livello nazionale. Noi vediamo che è stata condotta una lotta a fondo contro i mafiosi. I grandi mafiosi sono stati tutti messi in galera o sono morti, da dottor Riina a Licio e così via. C'è stata una trasformazione però della mafia stessa, per cui non abbiamo più quel tipo di mafia che abbiamo conosciuto fino agli anni 70-80, abbiamo invece a che fare con una mafia diversa. Come noi diciamo, non più con la lupara e la coppola, ma bensì con il colletto bianco o con i computer. Per cui noi ci sforziamo per esempio di porre all'attenzione questo elemento. Dobbiamo studiare bene che cosa vuol dire la mafia nel Veneto. C'è la mafia nazionale, c'è la mafia del sud, c'è la mafia del Veneto. Che non è più la mala del Brenta, però non è più la mala del Brenta, questo è perfettamente vero, però la stessa mala del Brenta non ha più Felice Maniero a capo, ma a me risulta, è vero, che nella riviera del Brenta e nel nostro territorio veneto si continua a delinquere. Certo. E di conseguenza i cosiddetti colonnelli di Maniero continuano ad essere coloro i quali fanno lo smercio della droga, lo smercio di altri tipi di attività e di malaffare nel nostro. Però vede, il punto è questo: noi nel Veneto ci siamo attardati, non solo nel Veneto, ma parliamo del nostro Veneto, nel disconoscere il fenomeno. La mafia qui da noi non c'è. Tant'è vero che il Veneto, la Giunta regionale del Veneto, il Consiglio regionale del Veneto si sono dotati di una legge di contrasto alla criminalità, di contrasto alla mafia solo nel 2012. Ultima regione in Italia. Ci si è dati una legge che anche noi del sindacato abbiamo riconosciuto positiva. Come stanno le cose? Che è totalmente inapplicata. Come mai? E sono passati 5 anni. E addirittura ci si sta prendendo in giro, perché si continua a dire che nel nostro Veneto invece non è vero. E il come mai è presto detto, che solo un mese fa si è insediata da parte della Giunta regionale del Veneto la commissione di studio del fenomeno mafioso nel Veneto, composta da 5 personalità. Solo un mese fa, di una legge del 2012. Apprendiamo dalla stampa che uno dei 5 componenti, per questioni personali, ha rigettato l'incarico e di conseguenza tutto quanto è ritornato in alto mare. Per cui, come vede, non c'è coerenza, non c'è sufficiente impegno fra lotta alla criminalità, l'impegno che dedichiamo noi come forze sociali e l'impegno che deve essere dedicato dalla politica. A livello istituzionale. Ma che valenza avrebbe avuto questa iniziativa regionale? Cioè, praticamente cosa sarebbe servita? Guardi, il tema è molto semplice. Se noi facciamo una domanda a 100 cittadini, cos'è il tema legalità? 98 ci rispondono che il tema legalità è il furto, il scippo per strada, solo una quota minoritaria di questi 100 cittadini risponde che la legalità è un insieme di atteggiamenti criminali che spaziano dall'economia, per esempio dall'uso distorto delle risorse, perché se siamo in presenza di 2 aziende, una che paga il denaro ai tassi previsti dal credito bancario e una che utilizza il denaro che magari viene riciclato da un'attività criminale, quell'attività sana prima o dopo chiude, perché viene soffocata dall'economia malata, diciamo, che ovviamente il costo del denaro da una parte è zero, quasi, e dall'altra invece è... Quindi siamo in presenza di un fenomeno molto articolato e purtroppo la politica, che poi risponde
anche elettoralmente, è più sensibile a un tema rispetto all'altro. Non si legge in altra maniera questa roba qua. Cioè, diciamo che noi siamo in presenza di un aspetto formale, perché aver fatto la legge nel 2012, ultima tra le regioni italiane, quando oramai si acclarava già la presenza nel nord Italia di strutture fortemente coinvolte. Noi ricordiamoci che per esempio la Lombardia è una tra le regioni italiane a più forte presenza di criminalità organizzata che, ripeto, non è la delinquenza che uccide per strada, ma ha ramificazioni, poteri, gare di appalto, eccetera. Poi si aspettano 5 anni per fare la commissione che dovrebbe studiare questo fenomeno, e adesso abbiamo le dimissioni di un componente. Allora, come la leggiamo questa cosa qua? È un rispetto formale delle leggi, anche se in ritardo, ma poi una, diciamo, assenza di consapevolezza, perché probabilmente, ma questa è un'ipotesi, diciamo, c'è, diciamo, la convinzione che siccome non c'è un forte allarme sociale su questo tema, magari c'è sull'altro, magari c'è l'allarme sociale sull'immigrato, sulla gestione dell'immigrazione, ma non c'è sul tema della criminalità, perché non c'è questa percezione sociale. Ecco, secondo me sbagliando, perché guardate, quando un'economia viene inquinata da questo meccanismo, ne risente l'insieme, perché non è un'economia sana. E il nostro ruolo di far partecipare anziani e giovani, perché ricordiamoci che noi cerchiamo sempre di unire i due temi, perché per noi la chiave di volta è comunque sempre un rapporto intergenerazionale, è un fatto che tende a scardinare questa, diciamo, mentalità, questa posizione, perché poi riportando più sul territorio questa discussione si assumano quelle decisioni operative. Quando noi abbiamo, per esempio a Mestre, decine di beni confiscati alla criminalità organizzata cinese, che non vengono riassegnati, che non trovano utilità sociale, che messaggio diamo alla gente? Che c'è un scarso interesse, quindi io penso che questo è un tema che ci dovrebbe coinvolgere tutti, e noi cerchiamo di, partendo anche dalla nostra, diciamo, radicamento sociale, giustamente Danilo parlava di un'azione non... noi non siamo poliziotti, non siamo magistrati, non abbiamo un'autorità, diciamo, non ci compete a noi, però siamo convinti che se noi portiamo avanti questa azione che tende anche a tutelare le persone anche dalla microcriminalità. Io ricordo che per esempio noi facciamo un'azione nelle nostre leghe proprio legate alle piccole truffe, ai danni alle persone anziane, alla tutela, all'attenzione che prestiamo per esempio alle truffe telefoniche, ai contratti truffa, eccetera. Ma tutto deve rientrare in una logica, diciamo, più complessiva, perché guai a noi se pensassimo che si risolve il problema solo con quell'azione là. Bisogna avere un'attenzione, e guardi che nel Veneto il fatto che noi ogni anno mandiamo 100 persone, più di 100 persone a fare i volontari gratuitamente, non è poco, eccetera, in giro per l'Italia, in regioni tipo la Campania, la Calabria, la Sicilia, l'Umbria, poi adesso Danilo vi dirà anche più in dettaglio, dove abbiamo anche a Campolongo e a Erbè decine e decine di persone che si prestano a fare quell'azione che dicevo prima di interlocuzione con i giovani, perché poi queste strutture non è che stanno in piedi, non vivono di finanziamenti pubblici, è volontariato,
ripeto, poi c'è l'interlocuzione con le famiglie, giustamente lei ricordava che i genitori però devono stare tranquilli, perché diciamo che è un'azione veramente positiva. Io ho visto che al ritorno da questa attività le persone, sia gli anziani che i giovani, ritornano più arricchiti, più diciamo motivati. È un'azione che utilizza una parte delle ferie, una parte dell'attività estiva che poi si moltiplica. Noi abbiamo ogni anno diverse persone che ci chiedono di ritornare, di fare ma soprattutto esperienza. toccare con mano concretamente una realtà. Sì, si tocca insomma, concretamente. Dici, Noi abbiamo qualcosa. visto per esempio in Campania dove è presente una situazione complicata nel rapporto con l'immigrazione, perché nell'area dove andiamo noi, dove abbiamo il campo nostro, c'è un'area dove c'è la presenza dei lavoratori che lavorano nei campi, nelle strutture agricole, e il rapporto con i cittadini del posto è uno dei nodi strategici, perché ricordiamoci cosa è successo a Castel Volturno qualche anno fa, proprio di scontro tra immigrati, e l'azione che si fa in quelle realtà là è un'azione che serve all'insieme della società. Come venite accolti lì? Mediamente molto bene. Poi ci sono delle problematicità che sono legate magari a interessi specifici. Quando lei sequestra una villa da qualche milione di euro a uno che in quel paese comandava eccetera, qualche amico ce l'ha ancora, quindi non è così semplice, però mediamente dalla popolazione molto bene. Abbiamo delle esperienze, dei racconti, facciamo un libro, dei diari delle persone che partecipano, e ogni anno tra l'altro lo mandiamo a quell'archivio che c'è in Toscana che raccoglie i diari eccetera, ma noi l'abbiamo voluto, Danilo si è impegnato molto anche. È un'esperienza nostra proprio tipica veneta, che abbiamo introdotto come elemento la raccolta dei diari dei partecipanti. Se ci date una letta si vede proprio, oltre alla cronaca quotidiana del lavoro che si fa, anche le esperienze che si provano e gli aspetti, diciamo, di coinvolgimento di queste persone che partono magari da un paesino del Bellunese e si trovano proiettati in una realtà molto molto diversa. C'è uno scambio anche simpatico, perché noi abbiamo avuto casi di persone di Treviso che andavano a insegnare a potare ai contadini della Calabria. Pensavano di poter insegnare. Poi invece sono. Perché diciamo che è bello, no? Cioè, perché c'è un mescolamento di culture, di tradizioni. Vuole dire i luoghi che sono coinvolti da queste iniziative? I luoghi sono questi che sono stati detti in buona sostanza, con questa novità però quest'anno che in Sicilia di solito Corleone, quando si parla di mafia in Sicilia, c'era anche l'impegno del nostro sindacato, era la piazza di Corleone che attirava tutto l'impegno, anche perché lì il bene sequestrato sono 250 ettari di terreno, di conseguenza anche con le produzioni delle viti, degli ulivi, eccetera. Quest'anno invece, grazie a un rinvigorito impegno anche da parte di Libera, che è un'organizzazione alla quale gli può essere concessa l'assegnazione, perché tenga conto che noi del sindacato siamo esclusi dalla legge, per cui noi dobbiamo avvalerci della collaborazione con le cooperative, con Libera, con l'Arci, che sono associazioni che per legge possono ricevere il bene. Dicevo, questo maggior impegno da parte di Libera, ci sono altri 10 campi che si sono aperti quest'anno attorno alla fascia di Palermo. Per cui c'è Corleone, ma adesso 10 campi su Palermo. Noi, come vede dalla nota, frequenteremo con Treviso e frequenteremo con Portogruaro della provincia di Venezia 2 di questi 10 campi che sono nuovi. Cioè proprio... il punto è questo, che c'è impegno, non c'è un impegno della politica, insisto su questo.
Non c'è un impegno della politica, perché se lei vede anche dal comunicato che le ho trasmesso, è vero, no, lo racconti perché i nostri telespettatori non vedono niente, ti deve dire. Lo racconto subito, ma in buona sostanza è questo: è una durissima presa di posizione manifestata il 2 di maggio scorso, che la CGIL nazionale, l'ARCI nazionale, Libera nazionale, le associazioni studentesche e altre associazioni del volontariato hanno indirizzato nei confronti del Presidente del Senato, perché la situazione è questa. Dopo Ania Norum e firme che noi abbiamo raccolto per un disegno di legge di iniziativa popolare, io riattivo il lavoro. Perché io riattivo il lavoro? In Italia... Non aspetti perché mi finisca il discorso, sennò si perdono i nostri telespettatori. In Italia ci sono dopo questa iniziativa, dopo queste iniziative varie, cosa è successo? No, è successo che 1 anno e mezzo fa la Camera dei Deputati ha approvato una legge da noi rivendicata e sulla quale noi abbiamo espresso un grande giudizio di positività. Questa legge è stata trasmessa per la votazione definitiva al Senato, è trascorso 1 anno e mezzo e il Senato non ha ancora adempiuto a questo adempimento. Di conseguenza, è vero, siamo in una situazione nella quale i beni non vengono assegnati. Questa è la cosa grave. I beni non vengono assegnati. Riprendiamo il discorso da questo aspetto, lo devo interrompere perché abbiamo la pubblicità. I beni non vengono assegnati, di conseguenza restano una cosa in una bolla praticamente, un lavoro a metà, riattiviamo anche il lavoro, che è un altro aspetto importantissimo. Sì. Pochi secondi di pubblicità, restate con noi.